Berberi ed arabi lo denominarono il panorama circondato dal fiume. Oggi il fiume si vede poco, ma il panorama è uno dei più suggestivi della Sicilia centro-meridionale. Questa è Monte d'Oro, borgo di chiese e musei, tra i più suggestivi della provincia nissena. Fino agli inizi del Novecento, nonostante la zona fosse ricca di fertili terre coltivate, qui si viveva prevalentemente dell'estrazione dello zolfo. Se ne ricordano bene gli abitanti, che alle miniere hanno voluto dedicare un museo, intitolato allo scrittore Angelo Petix, nato proprio a Monte d'Oro. Poco prima di entrare, un grande murale in terracotta rende omaggio alla sicilianità. All'interno, tra le splendide foto d'epoca e gli arnesi da lavoro del minatore, vale la pena di soffermarsi su 4 plastici realizzati da Roberto Vanadia che raccontano la vita in paese e nelle miniere, ricostruita con meticolosa precisione. Una tappa d'obbligo da cui si domina tutto l'abitato è il Monte Ottavio, che ospita uno dei più grandi telescopi d'Italia. E per riconoscere le stelle dopo averle osservate c'è anche un planetario, attivo tutto l'anno. Questo sito ed il citato Museo della Zolfara sono una meta d'obbligo per le scolaresche di tutta Italia. Tornando in paese, date uno sguardo alla chiesa madre, è dedicata a Maria Santissima del Rosario ed ospita una serie di lapidi commemorative di alti prelati che qui ebbero i natali. Nel centro storico, a conferma dell'orgoglio delle proprie origini ed a testimonianza dell'amore per le tradizioni, gli abitanti di Monte d'Oro hanno ricostruito alcune case che riproducono fedelmente gli ambienti vissuti dai contadini, con tutte le suppellettili ancora in ordine. È un percorso a ritroso nel tempo che vale la pena di compiere, un tributo alla memoria di chi qui ha vissuto e coltivato terre e valori che oggi vanno assolutamente recuperati. Buon viaggio!